Portare alla luce un reperto archeologico è come riscoprire un pezzetto sconosciuto della storia antica di un luogo, di un popolo e di una civiltà. In questo caso si parla della Iulia Concordia d'epoca romana, l'attuale Concordia Sagittaria. È qui che nell'ottobre del 2023, in un casolare passato di proprietà, i nuovi possidenti hanno rinvenuto un reperto, identificato poi come un'urna funeraria cronologicamente databile tra la fine del I secolo a.C. e la metà del I secolo d.C. e segnalato quindi alle autorità competenti. Oggi quindi il comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Venezia ha consegnato il manufatto al direttore del Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro, un nuovo prezioso reperto da custodire e far conoscere. L'urna cineraria doveva appartenere ad una piccola necropoli in questo settore della campagna concordiese e l'elemento più importante è sicuramente l'iscrizione epigrafica che troviamo sul lato principale dell'urna e che ricorda la famiglia degli Atti. Questa famiglia nota solo da un altro documento epigrafico di provenienza concordiese, oggi disperso tra l'altro, e quindi il monumento diventa l'unico al momento reperto che ci attesta la presenza di questa famiglia a Iulia Concordia, famiglia molto più nota nel territorio di Altino, ma che evidentemente era presente anche qui. E noi queste giornate siamo sempre molto lieti perché dare al pubblico o pensare che da oggi in poi quell'urna, quel particolare oggetto archeologico risalente al I secolo d.C. è musealizzato e quindi è in un percorso, in un museo pubblico che tutti possono ammirare, studiare, anche solo essere incuriositi dal vedere, rappresenta la testimonianza e ha valore di civiltà, come lo dice il nostro codice dei beni culturali. In questo caso il reperto è stato recuperato grazie alla collaborazione tra i detentori del bene e le forze dell'ordine, ma quando non sempre va così, i militari del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale possono contare anche sulle nuove tecnologie, compresa l'intelligenza artificiale. Grazie al Ministero della Cultura e all'Arma dei Carabinieri, con l'esperienza di 55 anni di attività nel settore, si è sviluppata una banca dati che contiene 7 milioni di beni culturali. Oggi siamo all'evoluzione della banca dati, c'è SWOTS, Stolen Works of Art Detection System, un algoritmo, un'intelligenza artificiale che ci permette di pattugliare il web e il giorno dopo abbiamo dei report positivi, cosiddetti match, che poi vengono analizzati e studiati dagli operatori. Quello di Concordia Sagittaria è un territorio permeato di storia, archeologia e tradizioni antiche. In epoca romana era infatti un'importante crocevia tra la via Postumia e la via Annia, occupato stabilmente dai Romani come avamposto difensivo nord-orientale, e arrivati ai giorni d'oggi tante testimonianze storiche, più una, di quei tempi, sono custodite proprio nel Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro. La funzione del museo è proprio questa, ci racconta un passato che però non deve essere un passato fine a se stesso, ma un modo per conoscere meglio noi stessi, da dove veniamo e soprattutto per interpretare meglio il presente e continuare a proteggere questo patrimonio che in sostanza rappresenta la nostra identità, senza la quale siamo perduti.